Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Focolai ancora attivi a Termini Imerese, dove i vigili del fuoco lavorano senza sosta per mettere in sicurezza i capannoni devastati dall'incendio. La regione stanzia 25 milioni di euro. Tempo incerto, ombrelloni in spiagge e ombrelli per le strade, ma la pioggia non attenua l'afa, previsto un nuovo picco di caldo nelle prossime ore. Il mare catanese è sicuro secondo i dati dell'ASP, ma i campioni non coincidono con quelli di Goletta Verde, che fotografano una realtà ben più opaca. Non si ferma all'Alte sulla tangenziale di Catania e fugge. Dopo un inseguimento finisce contro un muro con l'auto rubata. Feriti 3 poliziotti. Ponte sullo Stretto, la Cigella presenta un esposto alla Corte dei Conti, chiede di accertare se vi siano i presupposti di un danno erariale. I Pooh conquistano Palermo al Teatro di Verdura, il concerto che celebra 60 anni di carriera, tra il pubblico 3 generazioni. Calcio, il Catania in Umbria per la seconda fase del ritiro, organico da sfoltire, ma servono anche nuovi innesti. Buongiorno e benvenuti dunque a questa edizione. Continuano a bruciare alcuni capannoni delle aziende coinvolte nell'incendio di Termini Imerese ed è soltanto questo del Palermitano il fronte più critico di un weekend segnato da diversi roghi. Sentiamo Desiree Ferlito. Continuano a bruciare alcuni capannoni delle aziende coinvolte nel grosso incendio divampato ieri nell'area industriale di Termini Imerese. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai all'interno dei locali più difficili da raggiungere, mentre le strutture rese pericolanti dalle fiamme complicano le operazioni di messa in sicurezza. Sono 7 le attività danneggiate tra depositi, officine meccaniche e aziende nautiche, distrutti mezzi e macchinari, mentre il conto dei danni è ancora tutto da quantificare. Quello di Termini Imerese è stato il rogo più imponente di una domenica segnata dagli incendi in tutta la Sicilia. Nell'area industriale sono intervenute 17 squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai volontari della protezione civile e dai mezzi antincendio della regione. Il forte vento ha impedito all'elicottero della Forestale di effettuare i lanci d'acqua, rendendo necessario l'intervento di 2 Canadair. Altri incendi hanno interessato il Palermitano, con evacuazioni precauzionali di alcune abitazioni a Torretta e disagi lungo la statale 120 all'altezza di Cerda. Criticità anche nel Trapanese tra Salemi e Montagna Reale, mentre nel Catanese un incendio ad Acireale ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Catania. Questi eventi impongono una riflessione seria sul tema della prevenzione, dichiara il presidente di Sicindustria Luciano Basile. Non possiamo limitarci a intervenire quando i danni sono già stati provocati, occorre rafforzare le attività di prevenzione sul territorio. E il governo Schifani intende stanziare 25 milioni di euro per contrastare gli effetti degli incendi della scorsa settimana in Sicilia. La proposta di finanziamento è contenuta in un emendamento che sarà discusso nei prossimi giorni all'AST. Si tratta nel dettaglio di 15 milioni destinati alla protezione civile e 10 milioni di ristori per i danni alle imprese agricole. Inizio di settimana con tempo instabile in Sicilia, ma in arrivo una nuova ondata di caldo. Mattinata insolita a Catania tra ombrelli ed ombrelloni. Sentiamo Tonino De Mana. Tempo così non mi dispiace, perché finché non mi picchia il sole addosso. Sole ad intermittenza, caldo ad oltranza. L'inizio della settimana è contrassegnato in Sicilia dall'instabilità, con qualche isolato piovasco che non ha portato l'atteso refrigerio, se non per qualche minuto. Cielo coperto a Catania e mattinata insolita al solarium di San Giovanni di Cuti, con la piattaforma che presentava ampi spazi vuoti. Molti gli indecisi ad osservare il cielo, con le nuvole in lontananza cariche di pioggia. C'è molta gente che è ancora indecisa, abbiamo visto che osserva e non sa cosa fare. No, ma la gente viene più per prendersi storia, una volta che vedono una giornata così e vengono di meno. Dagli ombrelli agli ombrelloni, il passo è breve. Pioveva poco fa, ora non piove più e lo apriremo per il sole fra poco. È tipo marzo è diventato ormai. Sta pure sudando per montare l'ombrellone, ma il sole dov'è? Infatti è sparito. Vedo che suo marito è impegnato a montare l'ombrellone, ma lo utilizzerà per la pioggia o per il sole? Per il sole che adesso uscirà. E poi ci sono gli abitué che in ogni stagione non mancano, l'appuntamento con un bagno rinfrescante nel Borgo Marinaro. Poi non è che c'è questa pioggia, è pioggerellina, è favolosa.
Bella, fresca. Numero 1. Nuvole e vento in gran parte della Sicilia orientale, da Messina alle coste del Ragusano, cielo coperto anche ad Enna e Caltanissetta, sole e tanta umidità nel Palermitano e nel Trapanese. Termometro costantemente sopra i 30 gradi in attesa di un'altra ondata di calore che gli esperti annunciano nelle prossime ore, quando le temperature torneranno a salire, spinte ancora una volta dall'anticiclone africano. Ma quando sarà il picco del caldo, se lo chiede anche il comico siciliano Roberto Lipari. Da mercoledì rinfresca fino a venerdì e poi c'è un altro picco. Però devi considerare che venerdì c'è il prepicco e il sabato c'è il post picco. Cioè non è che... Hai capito? E per chi decide di farsi il bagno, il solito dilemma: il mare catanese è pulito? Secondo l'ASP sì, ma la fotografia di Goletta Verde fotografa una realtà ben più opaca. Ci spiega tutto Adelaide Barbagallo. Playa o scogliera? Ciascuno scelga il mare che preferisce per generose bracciate e strepitosi tuffi. A rassicurare i bagnanti arrivano i rilievi effettuati dall'ASP di Catania e pubblicati sul portale del Ministero della Salute. Le acque sono sicure. Eppure basta andare a lungomare, alla scogliera, un po' più in là, spingendosi sino ad Acicastello e Acitrezza o alla Playa. A tratti il mare diventa torbido e in superficie appare una schiuma inquietante che non incoraggia ad affrontare rinfrescanti nuotate. Tutto a posto e regolare? Secondo i dati di Goletta Verde di Lega Ambiente, assolutamente no. La spiegazione sta nel metodo di campionamento. Noi non diamo patenti di balneabilità delle acque costiere. Quello che noi tendiamo a rilevare è la presenza o meno di batteri fecali in prossimità delle foci di fiumi, che è un segnale della inefficace o cattiva depurazione del sistema di depurazione delle acque reflue. Secondo Lega Ambiente, 3 punti nel catanese sono critici: la foce del canale Arci alla Playa, quella del torrente Macchia a Riposto e soprattutto il lungomare Galatea di Acitrezza, un sito quest'ultimo definito fortemente inquinato a causa dei cronici ritardi nella realizzazione del collettore fognario. L'Italia è già stata sanzionata 2 volte dall'Europa per il mancato trattamento delle acque reflue urbane in Sicilia. Chiare, fresche e dolci acque, scriveva Francesco Petrarca nel suo Canzoniere, un miraggio poetico che la costa catanese punta ancora a conquistare pienamente, sospesa tra la burocrazia dei depuratori e il desiderio di un mare senza ombre. E con il caldo è tornato l'incubo dei blackout elettrici, ma la causa non è appunto soltanto il caldo. Sentiamo perché nel servizio di Tonino De Mano. Case, negozi, aziende senza luce o senza acqua, blackout che stanno attanagliando la Sicilia, che in piena stagione estiva si ritrova ad affrontare una o più emergenze che certo non danno una bella immagine alla voce turismo. Il caldo c'è, si fa sentire, ma l'imminente arrivo di un altro picco non lascia dormire sonni tranquilli per chi ha già vissuto l'incubo di restare senza corrente elettrica per diversi giorni. Non siamo di fronte ad un'emergenza improvvisa legata solo al caldo o all'aumento dei consumi, siamo davanti al risultato di una rete che da anni necessita di interventi di ammodernamento, manutenzione e potenziamento e che invece viene lasciata a se stessa, come denuncia il segretario regionale dell'UGL Carmelo Giuffrida. Dietro c'è una rete fatiscente, pochi investimenti sulla rete, l'ammodernamento della rete sbandierata da Enel e dalle istituzioni anche regionali non vedono assolutissimamente nessun cantiere. Noi vogliamo e chiediamo e pretendiamo anche che l'Enel faccia i giusti investimenti per evitare questi disservizi. Sicilia, terra di paradossi e di contraddizioni. Paradosso è che la Sicilia si propone come hub del Mediterraneo per le energie rinnovabili, ma in realtà siamo all'anno zero. Intanto Asso Esercenti Sicilia, per voce di Salvo Politino, ha diffidato e distribuzione per i continui disservizi che hanno danneggiato residenti e commercianti. Adesso alla cronaca, non si ferma all'Alte sulla tangenziale di Catania, fugge dopo un inseguimento, finisce con l'auto risultata rubata contro un muro, feriti 3 poliziotti. Sentiamo Orazio Longo. Come in quei film dove il ladro fugge a tutta velocità guidando forsennatamente tra le strade della città inseguito dalla polizia. Come in quei film succede anche a Catania, dove un uomo pregiudicato ha finito contro un muro la sua fuga all'Alte degli agenti. L'uomo stava viaggiando lungo la tangenziale di Catania quando, alla vista di una pattuglia, ha cambiato direzione in modo repentino, prendendo la prima uscita utile. La condotta sospetta tenuta dal conducente è stata notata dagli agenti della stradale in servizio, i quali hanno raggiunto il veicolo, intimando all'uomo di fermarsi.
Ma anziché fermarsi, l'uomo ha dato vita ad una pericolosa fuga dallo svincolo Zia Lisa, tallonato dalla pattuglia della Polstrada, durante la quale ha tentato di speronare l'auto della polizia pur di non essere raggiunto, determinando il ferimento fortunatamente lieve di 3 poliziotti, oltre al danneggiamento del veicolo della polizia e di diversi mezzi in sosta. Alla fine l'uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro in Corso Indipendenza. Sceso dall'auto, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno definitivamente bloccato. Dalle indagini è risultato anche che l'auto, un'autoritaria, è risultata rubata il giorno prima da un autosolano di Siracusa. L'uomo è stato quindi arrestato per ricettazione, fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale, posto agli arresti domiciliari. Guidava ubriaco in viale Kennedy alla Playa di Catania, una zona particolarmente affollata in questi giorni. L'uomo, originario di Bronte, era alla guida di un SUV e quando è stato intercettato da una volante ha cercato di disfarsi di un pacchetto che poi è risultato contenere una dose di cocaina. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nel progetto del ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano gli estremi per danno erariale. Adelaide Barbagallo. I soldi pubblici per il ponte sullo Stretto sono stati spesi bene o c'è un danno per le casse dello Stato? A chiederlo formalmente alla magistratura contabile la CGIL guidata da Maurizio Landini. Il sindacato ha depositato un esposto alle procure della Corte dei Conti di Lazio e Sicilia. Non è una battaglia ideologica contro l'opera, precisa il sindacato, ma una difesa del denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno. Per la CGIL è doveroso chiedere alla magistratura contabile di verificare se le enormi risorse pubbliche siano state utilizzate nel rispetto della legge e nell'interesse generale o se esista il rischio concreto che si stia producendo un danno alle finanze dello Stato. Il sindacato ha ricordato che la stessa Corte dei Conti nel corso dell'esame della delibera del CIPES ha notato delle criticità, tra queste la mancanza di un costo definitivo e il rischio di violare le norme europee su appalti e ambiente. Il Mezzogiorno, spiega il sindacato, continua ad avere bisogno di ferrovie moderne, strade sicure, trasporti efficienti, porti, scuole, ospedali e servizi di pubblica utilità. Sono questi gli investimenti che possono migliorare davvero la vita delle persone, creare lavoro e ridurre i divari territoriali. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Ciucci, ha replicato così a questa notizia. La società, ha detto, ha operato e opera nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione per la tutela del denaro pubblico. Siamo una società interamente pubblica, ricorda Ciucci, e pertanto sottoposta al controllo del Ministero dei Trasporti e a quello della Corte dei Conti. In Sicilia cresce l'occupazione ma cala l'esportazione del manifatturiero, lo dice uno studio di Confartigianato secondo cui l'economia in regione complessivamente tiene, un segnale positivo che conferma la capacità di resistenza delle imprese siciliane. Resta però la difficoltà di accesso al credito, in particolare nel primo trimestre di quest'anno l'export manifatturiero è diminuito di più del 20%, mentre a livello nazionale è cresciuto dell'oltre 1%. Gli occupati della nostra regione sono però aumentati dello 0,9%. Palermo dichiara guerra agli incivili, droni, fototrappole, telecamere e controlli per contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti. Marco Gullà. Droni che sorvolano la città, pattuglie della polizia municipale appostate nei punti più sensibili, cittadini che documentano e segnalano gli episodi di abbandono illecito dei rifiuti. A Palermo si intensificano i controlli contro chi continua a sporcare le strade. Negli ultimi 30 giorni sono state elevate 2.500 sanzioni dagli agenti della polizia municipale per l'abbandono illecito di immondizia. L'attività di contrasto si basa oggi su un sistema integrato di controlli che combina l'impiego di fototrappole, droni, servizi di presidio del territorio e un costante lavoro di accertamento da parte degli agenti. Qui siamo in Viale Michelangelo, le immagini mostrano una donna che si ferma, abbandona alcuni rifiuti sul ciglio della strada e si allontana indisturbata. La segnalazione arriva direttamente da un cittadino, a conferma di come la collaborazione dei residenti rappresenti un supporto importante per individuare e contrastare questi comportamenti. Nell'ultimo mese sono aumentate le aree monitorate attraverso i sistemi di videosorveglianza e il piano dei controlli sarà
sarà ulteriormente esteso ad altre zone della città, con l'obiettivo di ridurre il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e scoraggiare gli incivili. Il nostro obiettivo non è fare cassa, ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, ma affermare il principio del rispetto delle regole e tutelare il decoro urbano, l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini. Messina tenta la truffa del falso carabiniere, ma la vittima presa di mira stavolta è un poliziotto. Il truffatore ha raccontato alla gente che la sua auto era stata utilizzata nel corso di una rapina in una gioielleria e che lui era incaricato di controllare se i gioielli che possedeva doveva escludere che fossero quelli della rapina. Ad attenderlo all'appuntamento però c'erano i colleghi della vittima che l'hanno arrestato. Picchiava la giovane moglie sudamericana di fronte alla figlioletta di soli 4 mesi. 2 gli interventi richiesti dalla donna che vive ad Acireale. Gli agenti hanno constatato le violenze e anche che l'uomo aveva bevuto troppo. È stato arrestato. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo tra poco con la pagina degli spettacoli per raccontarvi i Pooh a Palermo e il Love di Jimmy Sachs. A tra poco. Il Tempio di Era trasformato in un grande teatro a cielo aperto dove musica e patrimonio storico hanno dialogato. È il concerto di Jimmy Sachs a Selinunte. Sentiamo Orazio Longo. Quasi 3.000 persone, un concerto prolungato di oltre mezz'ora rispetto alla scaletta prevista. Jimmy Sachs scende dal palco e suona tra la gente. Un live che ha trasformato l'area del Tempio di Era a Selinunte in un grande teatro a cielo aperto. Uno degli appuntamenti più attesi del Mangias Mosaic Festival 2026. La scelta di Selinunte non è stata soltanto scenografica, il sito archeologico ha rappresentato il contesto ideale per una performance che ha visto il sax diventare protagonista in un dialogo ideale tra la musica e i luoghi di straordinario valore storico e culturale. È davvero un privilegio suonare qui. Stavamo proprio parlando con i musicisti del privilegio di esibirci in un luogo con 3.000 anni di storia. Siamo davvero onorati e pieni di umiltà di poter suonare qui. Parlando del suo percorso musicale legato al sax, ha detto: sono stato fortunato, è stato un viaggio fatto passo dopo passo. Ho trovato la mia strada senza aspettarmi il successo. Forse è arrivato proprio perché sono sempre stato onesto nel suonare lo strumento che amo e nel fare la musica che mi piace. E adesso gli intramontabili Pooh che conquistano Palermo, il concerto al Teatro di Verdura per i 60 anni di carriera, un mix di emozioni che ha entusiasmato la platea. Marco Gullà. La magia di Parsifal accende il Teatro di Verdura. I Pooh intramontabili hanno incantato Palermo con il loro repertorio. Lo spettacolo che ha celebrato 60 anni di carriera ha confermato il profondo legame della band con il pubblico siciliano. La data di Palermo ha rappresentato la seconda tappa siciliana del tour dopo il concerto di Siracusa. Tra il pubblico sedevano almeno 3 generazioni, nonni, genitori e bambini. Molti spettatori, più anziani, si sono lasciati trasportare dai ricordi. La band ha regalato uno spettacolo con poche pause, ripercorrendo una carriera iniziata negli anni 60 e rimasta viva fino a oggi. Da pensiero a noi due nel mondo e nell'anima, passando per tanta voglia di lei, dammi solo un minuto, uomini soli, un mix di emozioni. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, torniamo con la pagina sportiva per parlare del ritiro del Catania in Umbria. A tra poco.
Passiamo al calcio. Il Catania in Umbria per la seconda fase del ritiro. Non fanno parte del gruppo i partenti Di Noia e Luperini. Sentiamo Marco Carli. Chiusa la prima fase del ritiro, il Catania apre la seconda a Norcia, in Umbria, stessa città scelta l'anno scorso, dove gli teneri resteranno fino alla prima partita di Coppa Italia dell'8 agosto in casa del Vicenza. Il 1 di agosto invece il test con il Ravenna. La squadra è arrivata a Perugia, poi il trasferimento a Norcia. Non sono partiti, oltre a Quirozzi, Di Noia e Luperini, che non avevano partecipato alla sfida in famiglia dell'ultimo allenamento al Massimino e per cui la società sta trattando la cessione. Organico da sfoltire ancora, ci sono altri giocatori in uscita, Stoppa per esempio, ma anche la necessità di nuovi innesti. Si parla di attaccanti alla coda o centrocampisti come Demme, ma la priorità, come affermato anche da Varrà, è un difensore. A proposito di retroguardia, sull'esterno di destra è arrivato Pagliai, giocatore che Longo conosce benissimo. Sicuramente è un mister che ti fa divertire, che le persone sugli spalti non si annoieranno mai, perché vedrà una squadra propositiva che cercherà di giocare sempre palla e di far divertire il pubblico. Poi ovviamente ci deve essere la vittoria, perché alla fine è la cosa più importante. E niente, sono molto contento di essere di nuovo allenato dal mister, perché come ti ho detto è un allenatore che rispecchia al pieno le mie caratteristiche. Con lui ho fatto quasi, penso, grandissimi campionati. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.